buona domenica della risurrezione del Signore, buon giorno di Pasqua, amiche e amici, e l'augurio davvero di cuore che filtri, che penetri nei cuori e nelle case la luce della Pasqua, anche se il Vangelo che la liturgia del giorno di Pasqua ci propone ogni anno non comincia con la luce, ma parte dalle tenebre, perché Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Quindi è già un dettaglio che di per sé potrebbe essere interessante, perché la pietra è stata tolta, il sepolcro è vuoto, eppure Maria di Magdala è ancora immersa nel buio. E questo è un dettaglio più che un dettaglio di tempo o qualcosa che ci racconta in quale parte della giornata sta avvenendo tutto questo. Si tratta di un dettaglio più simbolico, come ci ha abituato il Vangelo di Giovanni, che è un Vangelo molto simbolico, e il buio nel Vangelo di Giovanni è un dettaglio estremamente simbolico ed estremamente teologico, perché Gesù dice: io sono il giorno, le ore del giorno, io sono la luce del mondo e la luce del giorno. E quindi questo buio forse è l'incapacità di riconoscere il Signore, di riconoscere le sue parole, di aderire a Lui, alla sua prospettiva. Di fatto cosa sta accadendo nell'animo di Maria di Magdala? Corse allora, andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Cioè, l'unica interpretazione che Maria di Magdala è in grado di dare a questo dettaglio del sepolcro vuoto, della pietra tolta, rotolata via, l'unica interpretazione è il furto del cadavere. E io penso a come questa scena interpreti tante nostre situazioni personali e collettive, tutte le volte in cui anche noi ci sentiamo sostanzialmente dei derubati. La paura che ci stiano portando via qualcosa, la libertà per esempio, no? Ogni tanto torna questo discorso. Negli anni del Covid lo si è sentito più volte. Siamo stati derubati della nostra libertà. Oppure tutte le volte in cui anche in una città come Bassano abbiamo la sensazione che ci portino via qualcosa o che qualcosa ci venga tolto. D'altronde il calo demografico farà sì che le scuole non saranno sempre le stesse, no? Perché non ci sarà sempre lo stesso numero di alunni o lo stesso numero di classi. Stiamo sperimentando anche la fatica di vedere edifici che un po' alla volta rischiano lo svuotamento o il non senso, il non utilizzo, la non praticabilità. Penso al fatto che ci rattrista tutti che la comunità dei frati cappuccini debba in qualche modo essere tolta da Bassano. Sì, tutte queste situazioni in qualche maniera ci rendono simili a Maria di Magdala. E quindi corriamo il rischio anche noi di essere come lei, cioè di fermarci a questa sensazione un po' depressivo-rancorosa, per cui è un po' pieni anche noi di paura, un po' impanicati, come lei, no? Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Ecco, ci stanno portando via diverse cose. E non è casuale allora che il Vangelo di Giovanni ci dica che è ancora buio, non c'è luce, ma perché qualcosa deve veramente risorgere anche nel cuore di Maria di Magdala. È lei che deve anche subire un processo, vivere più che altro un processo di trasformazione e di rigenerazione dentro di sé. D'altronde il Vangelo di Giovanni, già raccontandoci la morte di Gesù, ci aveva messo su una prospettiva che non è di morte, ma che è di vita e che ha il profumo, il sapore del futuro. Il Cristo giovanneo che muore sulla croce è un Gesù che guarda più al futuro che al passato. La croce per Giovanni, per l'Evangelista Giovanni, è veramente una sala parto. Gesù muore, anzi è già morto, gli trafiggono il costato con un colpo di lancia ed escono sangue ed acqua. E a noi
viene da pensare, no, che sangue ed acqua sono elementi tipici di quell'evento che è il parto, che è la nascita di un bambino, e sono gli elementi che avvolgono il corpo di un bambino che nasce. Gesù dalla croce nel Vangelo di Giovanni non dice Dio mio, perché mi hai abbandonato, ma dice tutto è compiuto, tutto ha raggiunto il suo scopo, la sua finalità, la sua maturazione. E in cosa consiste questa maturazione? C'è un'ora, no? Giovanni parla di un'ora. Quale ora? È l'ora in cui il discepolo accoglie la madre nella sua casa, perché Gesù sulla croce vede ai piedi della croce la madre e il discepolo, e invece di pensare a sé, Gesù dice a lui ecco tua madre, e alla madre dice donna ecco tuo figlio. Gesù invita l'umanità ad avere cura gli uni degli altri. Da adesso in poi prendetevi cura, praticate l'agape come l'ho praticato io, rimanete uniti a me come il tralcio è unito alla vite, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, come io vi ho lavato i piedi, così anche voi lavatevi i piedi gli uni agli altri. Cioè c'è un futuro da costruire. Gesù sulla croce, più che pensare a sé, è preoccupato di consegnarci lo spirito. E lo spirito non può essere una sensazione di fallimento, di depressione, di qualcosa che ci vede bloccati, prigionieri, rattrappiti, rammolliti, no? Lo Spirito Santo deve essere quel principio dentro di noi che ci fa uscire dal cenacolo, che ci fa uscire da quello stesso luogo, dicono i testi del Nuovo Testamento, no? Dove i discepoli, e non solo loro, si erano barricati appunto per paura dei giudei. Bisogna uscire, cominciare a muovere i piedi, andare in giro a proclamare con la parola e con il corpo che lui è vivo, che lui è vivente e che è possibile generare insieme qualcosa. È possibile anche noi essere tralci vivi che portano frutto, perché siamo collegati con Lui e Lui ci sarà sempre. E allora la risurrezione di Gesù, evento che a noi non è dato di capire, perché va ampiamente oltre le nostre facoltà umane, la risurrezione di Gesù deve essere visibile innanzitutto negli effetti che questo evento provoca nel cuore di coloro che credono, gli effetti di vita che si vedono nell'esistenza di alcuni uomini e donne che sono loro i primi a dimostrare che è possibile risorgere, che è possibile rinascere, e anche Maria di Magdala sarà una donna risorta. Buona Pasqua di cuore.